Noi abbiamo avuto negli anni tante segnalazioni per il degrado in cui versava quella zona e come abbiamo anticipato sia nella campagna elettorale, nel programma elettorale, quando abbiamo detto che l'obiettivo primario di questa amministrazione è valorizzare i bei luoghi del nostro territorio, da tempo abbiamo pianificato di fare un intervento su quell'area là. Dunque, si tratta di un'opera pianificata da tempo, quella in via Rialto a Vastagna. Il sindaco Luca Ferrazzoli spiega che il tratto di marciapiede in questione era in condizioni tali da dover essere oggetto di un intervento radicale di sistemazione. Nessuna paura, dice, verranno piantati degli altri alberi. Un intervento che prevede la completa rimozione dell'asfaltatura, perché ricordiamo che lì vi era un asfalto ammalorato. Avevamo, come detto, avuto varie segnalazioni anche dei cittadini, anche con il rischio di cadute. Una parte di questo ammaloramento era dovuto anche alla presenza degli alberi, quindi si è riprogettato tutto tenendo conto anche di riposizionare 18 alberi lecci per dare continuità all'intero viale. 265.000 euro il costo totale dell'opera, che prevede, oltre all'illuminazione a LED, anche l'eliminazione delle barriere architettoniche. In questo momento l'accesso ad alcuni è precluso proprio per la presenza di un gradino. Poi mi piace segnalare insomma, che si tratta sostanzialmente di uno stralcio funzionale, perché si inserisce in un'ottica di valorizzazione dell'intera area. E il sindaco risponde a coloro che hanno sollevato polemiche sulla mancata comunicazione ai cittadini del taglio delle piante. È un diritto essere informati, ma è anche un dovere e quindi prima di lamentarsi e di dire che certe cose non sono state comunicate, non sono state dette, ecco, se partecipassero di più ai consigli comunali credo che avrebbero meno cose da dire.